vescovo ausiliare per il settore est della diocesi di Roma. È una gioia averla con noi oggi a presiedere questa solenne celebrazione eucaristica. Ci conosciamo da poco, è vero, ma lo sentiamo già molto vicino come nostro pastore e guida. A tutti voi, sacerdoti e concelebranti, amici, parrocchiani e consorelle tutte, il mio e il nostro caloroso benvenuto a questa celebrazione eucaristica che vedrà le nostre sorelle rispondere con un sì definitivo alla chiamata del Signore. Il Vangelo del giorno, secondo Giovanni, ci ricorda che lo spirito è vita, la carne non giova nulla. Queste nostre sorelle, Giosina, Ines e Callista, sono oggi qui davanti alla Chiesa, popolo di Dio, a ricordarci questo. Lo spirito è vita, la carne non giova nulla. Loro sono qui a testimoniare pubblicamente in questa Chiesa parrocchiale la risposta ad una specifica chiamata del Signore. È Lui che le ha convocate da una moltitudine, le ha tratte a sé dagli estremi confini della terra, per portarle insieme a vivere la vita che da sempre Lui ha pensato per ciascuna di loro. Voi, sorelle, come Pietro, rispondete al Signore con la stessa domanda: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Il Signore, eleggendovi, attraendovi a Lui, vi ha scelto e vi promette fedeltà sempre e ovunque, anche quando la fragilità umana si farà sentire nella vostra carne con tutta la sua veemenza. Non dimenticate mai che la fedeltà del Signore dura in eterno. Non è un traguardo raggiunto il vostro, ma è l'inizio, il punto di partenza di una vita nuova e come tale esige la fatica di una purificazione interiore. La vostra ora non va messa a confronto con l'ora di nessun altro. Oggi è il vostro giorno, il tempo propizio perché Lui operi in voi cose meravigliose. Solo lasciatelo agire. Faccio mie le parole che il Santo Padre Francesco ci ha rivolto quando ci ha detto: voi siete un segno di come si esprime la misericordia del Padre. È quello che auguriamo a voi, ma che in realtà ci auguriamo un po' tutti noi, perché attraverso le nostre vite l'amore di Dio diventi un po' più segno visibile di una realtà invisibile. Grazie a tutti per essere venuti e buona partecipazione a questa celebrazione. Suor Ines Micaela. Mi hai chiamato, Signore, eccomi, sono la tua serva. Suor Callista. Eccomi, Signore, si compia in me la tua volontà.
Sorelle carissime, che cosa chiedete a Dio e alla sua Santa Chiesa? Chiediamo di seguire Cristo come nostro sposo in questa congregazione delle suore ospedaliere della misericordia e di perseverare nel nostro proposito fino alla morte. Preghiamo grazie a Dio. Volete impegnarvi costantemente a seguire il Vangelo e ad osservare la regola della vostra famiglia religiosa per giungere alla perfetta carità verso Dio e verso il prossimo? Sì, lo voglio. Dio, che ha iniziato in voi quest'opera buona, la porti a compimento fino al giorno di Cristo Signore. Io, socalista Vincenzo Polinese, la ferma volontà di consacrarmi a Dio, di seguire più da vicino Cristo, di seguire la Chiesa con la carità generosa, messi in fratelli cari, davanti alle mie consorelle, nei suoi mani, Padre Generale di San Paolo, liberamente faccio un voto di castità, povertà, ubbidienza ed ospitalità per tutta la mia vita, secondo lo spirito e con costituzione delle suore ospedaliere della misericordia. Dio conforti con la sua grazia. Questo è il mio santo proposito. Per i meriti di Gesù Cristo, suo Figlio, il mio sposo, e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre della Misericordia, mia celeste patrona. Io, Sor Giosina Caglietta, nella ferma volontà di consacrarmi a Dio, di seguire più da vicino Cristo e servire la Chiesa con la carità generosa verso i fratelli infermi, davanti alle mie consorelle e nelle tue mani, Madre Generale Sor Paola, liberamente faccio voti di castità, povertà, obbedienza ad ospitalità per tutta la mia vita, secondo lo spirito e le costituzioni delle suore ospedaliere della misericordia. Dio confondi con la sua grazia questo mio santo proposito per i meriti di Gesù Cristo, suo Figlio e il mio sposo, e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre della Misericordia e mia celeste patrona. Io, immersa in carina ravvisa, nella ferma volontà di consacrarmi a Dio, di seguire più da vicino Cristo e servire la Chiesa con la carità generosa verso i fratelli infermi, davanti alle mie consorelle e nelle tue mani, Madre Generale, Sor Paola, liberamente faccio voti di castità, di povertà, obbedienza ed ospitalità per tutta la mia vita, secondo lo spirito e le costituzioni delle suore ospedaliere della misericordia. Dio conforti con la sua grazia questo mio santo proposito per i meriti di Gesù Cristo, suo Figlio e mio sposo, e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre della Misericordia e mia celeste patrona. Suor Ines, sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo,
perché Egli ti accoglia nella gioia delle nozze eterne. Tieni sempre accesa la lampada della fede e ravviva sempre più nel tuo cuore la fiamma dell'amore. Il tuo unico vanto sia nella croce del Signore Gesù Cristo, per mezzo del quale il mondo è stato crocifisso per te e tu per il mondo. Amen. Sor Giustina, sposa dell'Eterno, decidi la mia vita, custodisci
अंजलि महान अर्चना